Un saluto è doveroso, ma soprattutto è sentito. Un saluto sentito è quello di Salvatore Caccamo, da oggi ex prefetto di Vicenza, visto che da questa settimana si insedia ad Agrigento. Prende il posto di Filippo Romano, che invece fa il percorso inverso, dalla città della Valle dei Templi a quella del Palladio. In realtà quello in Sicilia, per Salvatore Caccamo, palermitano, è un ritorno, ma in Veneto lascia un'impronta importante. Esperto di sicurezza pubblica, gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata e protezione civile, a Vicenza l'ex prefetto, 63 anni, ha lavorato intensamente, trovando una forte coesione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. Questa è una realtà dove ho potuto constatare che si lavora in sinergia, quindi istituzioni, territorio e cittadini. A Vicenza, sin dal suo arrivo nel gennaio del 2023, Salvatore Caccamo ha prestato grande attenzione ai pericoli derivanti dalle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico. Ha lavorato intensamente fino all'ultimo giorno del suo incarico nel Vicentino, organizzando il Bomba Day previsto il 15 dicembre a Montebello Vicentino e siglando la settimana scorsa, con 46 sindaci della provincia, il protocollo d'area per l'attuazione della sicurezza urbana, per una condivisione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza con le letture delle targhe. Oggi però, con il suo insediamento ad Agrigento, non dimentica Vicenza e i vicentini. Ai vicentini io mando un saluto di riconoscimento e soprattutto un plauso perché sono stati sempre vicini alle istituzioni. Io in questa città ho trovato affetto, amicizia, vicinanza, mi sono integrato alla meraviglia. Ecco, io lascio veramente con tanta tristezza questo contesto territoriale. Salvatore Caccamo saluta così i vicentini, mentre il saluto istituzionale si è tenuto venerdì sera nell'appartamento prefettizio a Palazzo Nievo. Un saluto commosso per un prefetto che ha amato molto Vicenza e che la porterà sempre nel cuore. Mi sono innamorato della città di Vicenza, mi sono innamorato della sua squadra di calcio, sono andato io a seguire vari incontri dell'ANE, ecco, continuerò a farlo proprio perché io qui non solo lascio il cuore, lascio anche proprio la mia dedizione a questo territorio.